Buonasera, buonasera Ferra, mi senti? Sì, ti sento, ti sento. Ah no, perché ogni tanto noi teniamo questo problema quando facciamo le live solamente io e te. Sì, sì. Buonasera a tutti, bentornati su Calcio Espresso, dove qui si vive calcio e si beve Napoli. Era una cosa Più o chiesta, meno, credo, più o meno. più o meno. Iniziamo questa bellissima live. Io provocatoriamente ho voluto scaricare una fotografia che ti voglio mettere qui. Che Che brutta dici? cosa. Che Che brutta dici? cosa. Beh, purtroppo non si può sempre vincere. Peccato, peccato perché comunque rimarrà sempre il rammarico di ciò che poteva essere e che poi non è stato. Perché purtroppo non abbiamo potuto vivere una stagione, tra virgolette, normale, perché è stata martoriata da infortuni. E quindi niente, dobbiamo abdicare quest'anno, ci riproveremo l'anno prossimo. Abdichiamo, sì, dopo, vabbè, già dovevamo abdicare con il pareggio contro il Parma, credo che poi c'è stata la sentenza sabato. Io metto, giusto per chi ci sta seguendo, se proprio non ce lo ricordiamo questo risultato, non ve lo ricordate, ve lo ricordiamo noi. Napoli-Lazio 0-2, non perdevamo in casa da dicembre 2024, giusto proprio contro la Lazio, Napoli-Lazio. torniamo a perdere in casa contro la Lazio. Una partita che, mio modesto parere, è stata schifosa. Veramente una partita Abbordabile. horror, l'abbiamo scritto anche sul titolo. Ti metto giusto velocemente questo che ho preso. Ragazzi, zero tiri in porta in 90 minuti. Io credo che sia stata, non so te come se ne pensi, ma credo che sia stata una delle peggiori partite dell'era Conte, ma io credo proprio in generale in questi ultimi anni io non ho mai visto quando il Napoli era il Napoli, non parlo del discorso Garzia, Calzona, Mazzarri, perché là poi è un fatto a sé, ma da 5 anni a questa parte, togliendo quell'anno là del 10° posto, credo che sia stata una delle peggiori partite che abbiamo fatto. Sì, no, senza alcun dubbio. È stata la peggiore partita del Napoli in questi 2 anni perché mi voglio fermare, diciamo, all'epoca Conte. Siamo stati picchiati clamorosamente dalla Lazio sia a livello tattico, sia a livello tecnico, sia a livello di voglia, sia a livello di cattiveria. Abbiamo perso su tutti i fronti perché, sai, a volte i risultati possono essere, tra virgolette, bugiardi, nel senso che tu ti puoi giocare la partita, poi la Lazio è più brava di te a fare 2 gol e ti mangi le mani. Invece sabato, boh, io non ero nemmeno incazzato, dico la verità, cioè non ero nervoso, ero proprio spento come il Napoli, perché Bravo. guardando il Napoli mi sono spento e quando è finita la partita era come se il Napoli non avesse giocato, capito? Perché ero proprio fammi passare il termine, rotto il cazzo semplicemente, capito? Cioè, non... No, ho avuto la stessa sensazione, uguale, identica e precisa. Io mi sono visto il primo tempo, un po' del secondo tempo perché poi sono dovuto andare a lavorare, ma ho avuto quella sensazione quando iniziavamo a giochicchiare, a fare quei passaggi orizzontali, errori madornali a livello tecnico, passaggi elementari sbagliati. Io mi sono visto la partita come se fosse una sorta di amichevole. Vabbè, ragazzi, ok, devo andare a lavorare, me ne vado. Cioè, non ho neanche avuto quell'enfasi, quella preoccupazione che stavamo sull'1-0, potevamo segnare il rigore parato da Milinkovic Savic. Non ho esultato, non lo so. E l'ho vissuta proprio male, veramente come se il Napoli non avesse giocato. Ho avuto la stessa sensazione pure io. Per me è stata proprio, ti ripeto, dal Napoli di Conte e da Antonio Conte mi aspetto ben altro. Quindi negli ultimi 2 anni, sicuramente, senza alcun ombra di dubbio, questa è stata la partita più brutta che il Napoli abbia mai giocato. Anche quando potevamo cedere agli infortuni, alle assenze, anche l'anno scorso, comunque in un senso o nell'altro il Napoli comunque giocava, pure se non vinceva, ma comunque giocava. Sabato invece è stato proprio il non giocare mai, fondamentalmente. Eh, Ci siamo limitati a fare la presenza, poi dopodiché chi gioca a calcio
Giocare a calcio è un'altra cosa, noi abbiamo fatto la presenza. Abbiamo fatto la presenza, ma io credo che sia anche dovuto... e poi forse nelle dichiarazioni post partita Conte ha fatto mea culpa, non so se tu l'hai sentito, ma credo di sì, che parlava del fatto che lui appena ha delle... capisce di aver sbagliato determinate scelte, fa mea culpa, torna indietro, va a parlare col diretto interessato, torna sui suoi passi, ripensa. Io credo che sia tutto incentrato sulla scelta dei Fab Four, perché io uno come Anghissà in questo momento non lo posso vedere titolare, uno come McTominay non posso vederlo lì davanti, io lo vedrei arretrato, perché lui quando punta spalle, cioè quando punta con che ha davanti a sé la porta nelle incursioni, lui è molto più letale rispetto a quando fa la seconda punta, e soprattutto non puoi tenere Alison Santos, che è l'unico in squadra, considerato che Neres e Vergara sono infortunati, è l'unico in squadra che ti può puntare l'uomo e fare superiorità numerica e dare un po' più di brillantezza e di brio alla manovra. Non lo puoi tenere in panchina. Quindi i Fab Four, per quanto mi riguarda, è un'idea che perde proprio ogni logica in questo preciso momento. No, io per quanto riguarda i Fab Four mi sono espresso già post Parma, se ti ricordi, ho detto che per me l'esperimento è fallito, nel senso che il Napoli non può permettersi di giocare con quei 4, in più non può permettersi di giocare in primis con Anghissà così, perché Anghissà in questo momento non è ancora tornato in forma, non riesce anche sul primo gol. Cioè Taylor lo brucia. Io non so se l'Anghissà dei tempi migliori riusciva a recuperare, ma sicuramente non veniva bruciato così come è stato bruciato sabato Anghissà, ma è proprio, mi sembra proprio spaesato in mezzo al campo, capito? Cioè non sa che cosa deve fare, non sa trattare il pallone, perché in questo momento non è in condizione, e soprattutto, come dicevi bene tu, in questo momento non puoi non far giocare Alison Santos, che è l'unico che poi realmente ti crea qualcosa. Qui io aprirei una grandissima parentesi, nel senso che comunque tu Napoli non puoi prescindere da un unico giocatore, cioè con i giocatori che tu hai in mezzo al campo devi fare molto molto di più, a prescindere da Anghissà, a prescindere da Alison Santos. Siamo comunque in una fase ancora tra virgolette di emergenza, perché non puoi cambiare modulo perché ti mancano alcuni elementi, però fondamentalmente tu crei zero, cioè tu risolvi le partite grazie alla qualità del singolo, ma fondamentalmente a livello di gioco crei zero. E poi ti rispondo anche sul fatto di Antonio Conte. A me quando mi dicono quando loro dicono queste cose, o come ad esempio l'intervista a Spinazzola, no? E Cioè, se vuoi la posso mettere, perché a me ha fatto abbastanza incazzare quell'intervista. questo stavo per dire. Io da tifoso mi innervosisco, e anche tanto, per un semplice motivo. Quando tu dici si è spenta la fiammella, ok, mi fai intendere che non hai più motivazioni per giocare con il coltello fra i denti le partite. E qui ci sono due puttanate. In primis, perché nulla è ancora fatto per quanto riguarda la qualificazione in Champions, perché visto è bastato perdere con la Lazio per avere di nuovo tutti quanti addosso, e in secundis giochi in casa, hai 55.000 persone, hai 55.000 motivi per cui tu dovresti mangiarti il campo, perché io non sono io sono d'accordo con quelli della curva, che comunque questi tifosi che abbandonano lo stadio prima, però tu non puoi manco offrire uno spettacolo così indegno in casa, che comunque doveva essere una sorta, non dico di festa, perché ti ripeto, ancora nulla è fatto per quanto riguarda la qualificazione in Champions, però ti puoi sicuramente divertire, visto che non c'è più la pressione di andare a prendere l'Inter, ma comunque te le hai giocate la partita. Quindi quando tu mi dici si è spenta la fiammella, vuol dire
che siete dei provincialotti mentalmente, che avete bisogno per forza di grandi motivazioni per giocare. B, e questa secondo me è la cosa più grave, è che Antonio Conte, che per me è il motivatore per eccellenza, sta fallendo nel suo lavoro. Cioè ha fallito nel suo lavoro quantomeno sabato, non voglio dire totalmente perché, ripeto, è stata una stagione molto particolare, però che Antonio Conte, cioè che Spinazzola dica una cosa del genere vuol dire che Antonio Conte sabato quantomeno ha fallito nel suo lavoro. Allora, ti faccio un ragionamento un po'. Conte in settimana scorsa, era andato a Poggioreale dai carcerati e ha lasciato un po' di dichiarazioni lì per dare la carica a chi sta all'interno del carcere. Parlando un po' di sport, lui comunque dice che il secondo, frase sua celebre, il secondo posto è il primo posto dei perdenti, e adesso arrivare secondo, terzo o quarto posto non cambia nulla, l'importante è entrare in Champions e comunque era l'obiettivo finale del campionato. Ok? Se tu già inizi a dire questo, secondo, terzo o quarto posto non è importante, l'importante è entrare in Champions, giocatori che, come dicevi tu, devono essere spronati per dare il 150, il 200%, sentendo questa frase qui, sono chiamati a dire vabbè, tanto, o arriviamo terzo, o arriviamo quarto, o arriviamo secondo, la vita non cambia. Quindi ecco perché fare una prestazione del genere. Quello che non mi spiego è quello che tu dicevi, sei in casa. Cioè io posso capirlo, tra virgolette, se stiamo giocando a Roma contro la Lazio, in casa loro, la Lazio ti mangia e tu, bene o male, le motivazioni calano un pochettino, hai questa sorta di contraccolpo, perfetto. Ma stai giocando in casa, davanti a 60.000 persone che hanno pagato il biglietto, che pagano per venirti a vedere. Ed è quello che non mi spiego, perché sabato, ritorniamo al discorso iniziale, è come se non avessimo giocato, è come se Napoli-Lazio non fosse esistita. E il Conte, secondo me, ecco perché poi nelle dichiarazioni successive, e se non sbaglio le ho scaricate, aspetta che arrivano, eccolo qua. Probabilmente Conte ha capito che è una squadra che deve stare sempre sulla corda. Perché per me non è normale. Chiariamoci, per me non è normale che giocatori che l'anno scorso hanno vinto uno scudetto, e quindi a questo punto mi viene da dire che grazie a Conte che abbiamo fatto tutto quello che stiamo facendo, perché se non ci fosse Conte, altro che 10° posto di 2 anni fa. E grazie a Conte perché con giocatori del genere, con tutti gli infortuni che abbiamo avuto, potevamo crollare completamente a livello mentale. Io su E se questo questo un pochettino non vi fa tirare un po' la corda, voi cadete. Già. No, ma io sono totalmente convinto che tutto ciò che tu hai fatto nei 2 anni, non solo quest'anno, nei 2 anni, è merito di Antonio Conte. Io te l'ho sempre detto da inizio anno. Infatti, quando tutti quanti dicono che Conte deve andare via, io ti dico che Conte, cioè tutto quello che noi abbiamo fatto in questi 2 anni è assolutamente al 100%, ti dico 99% perché l'1% dei giocatori te lo voglio mettere. Ti Al stoppo un 90. attimo che parlando di questa cosa qua metto il commento di Claudio in evidenza. Intanto ciao, ciao Claudio, ciao a tutti, ciao anche a Manolo. Sì, abbiamo perso contro la Lazio, ma ci sta a perdere, non è quello il problema sono le prestazioni. E Claudio questo diceva, che grazie per i 2 anni, mostrano pochi. Io non la penso così, vai scusami ti ho interrotto. No. Allora, ma quello è un po' i 2 modi di vedere calcio, fondamentalmente. Anche io preferirei ritornare al Napoli, per esempio, di Sarri, visto che sabato l'abbiamo avuto contro e tra l'altro c'era anche Marek Hamsik allo stadio. Però con Sarri, per esempio, con il bel gioco non hai vinto. L'anno di Spalletti tu sicuramente hai giocato benissimo e hai anche vinto, e quello è il non plus ultra del godimento, no? Di un tifoso. Però Antonio Conte è sicuramente un vincente, quindi sono d'accordo che lui vince le partite grazie alla qualità dei singoli,
ma vince, cioè anche l'anno scorso, poi parlando di qualità dei singoli, questo non vuol dire che io ho bisogno per forza dei super mega campioni, perché io l'anno scorso comunque ho vinto uno scudetto con Raspadori che era fondamentale, con Giovanni Simeone che si buttava in terra, pur di prendere la palla si buttava con la testa per terra. Il problema è, secondo me, non tanto l'allenatore, ma quanto il fatto che comunque tu hai una squadra che non è abituata a vincere a livello di giocatori e che se non gli crei la favoletta rischi di fare queste brutte figure, come dicevi tu, perché McTominay, De Bruyne e basta, sono due giocatori che provengono da altre mentalità, quindi loro, a prescindere da tutto, trovano già la propria motivazione per giocare. Tutti gli altri invece è possibile mai che io ti devo raccontare ogni volta la favoletta? Cioè, quello che dice Antonio Conte in queste parole è pericoloso in un certo senso, perché Antonio Conte non è che può stare sempre lì sul pezzo a crearti la favola, perché se no tu che vai in campo non hai motivazioni. Cioè, per me questa è una cosa che è proprio fuori dal comune, perché poi, ripeto, non è che i conti sono chiusi per la Champions League. Allora tu dici, vabbè, io sono qualificato in Champions, mo arrivo secondo, terzo, quarto. In un certo senso il ragionamento ci può stare. Ma tu, dopo la Cremonese, che comunque gioca per salvarsi e quindi non sarà una partita facile, hai Como, che quindi è uno scontro diretto, e poi hai il Bologna, che comunque come la Lazio, per quanto stia facendo una stagione di merda, ma comunque rimane il Bologna. Con questo che cosa voglio dire? Che tu non è che dici a buon pezzo che la Lazio, tanto arrivo secondo, arrivo terzo, arrivo quarto, non mi cagna niente. No, bello fratro mio, perché se tu perdi, nessuno ti dice che arrivi nei primi 4 posti, perché comunque Ma gli altri sono lì. è questo che mi fa più incazzare, e ritornando al discorso che facevamo prima, mi sono dimenticato di dirlo, secondo, terzo, quarto posto, ma tu ieri, anzi sabato, avevi la possibilità di andare a più 11 sul quinto, e solo questo, bastava solo questo per E metterti la questo sto motivazione. dicendo. E Più questo sto 11 dicendo. sul quinto, con Como Napoli, come dicevi te, che fra 2 settimane si deve giocare. Solo questo bastava. Allora, però, quando tu dici che non hanno esperienza, non hanno mai vinto, eccetera, 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 noi ieri giocavamo, l'altro ieri, sempre sabato, giocavamo, va bene, a parte il portiere, ok? Difesa, buongiorno, Olivera ha vinto 2 scudetti. Beuchema va bene, Anghissà 2 scudetti, Lobotka 2 scudetti, Politano 2 scudetti, a sinistra Spinazzola, campionato europeo e scudetto. McTominay, campione, sappiamo. De Bruyne, manco a parlarne. Højlund. Fammi capire, serve la motivazione di Conte per caricare giocatori del genere? No, ma infatti questo sto dicendo, che i giocatori dovrebbero entrare in campo già motivati. Per André, Politano, Spinazzola, Oliveira, Buongiorno, prima di venire a Napoli, a Roma l'hanno pigliato. Cioè, nel senso, lo sappiamo che il Napoli ha sempre, anche Kvara, no? Per esempio, ti faccio per fare un esempio assurdo, per quanto Kvara sia un fenomeno, ma di dimensioni abnormali. Ma tu fin quando vai a prendere giocatori che sono sconosciuti, sì, hai vinto lo scudetto con Spalletti, ma secondo il mio modo di vedere le cose si sono allineati tantissimi pianeti per far sì che il Napoli vincesse lo scudetto, ma comunque noi l'abbiamo stradominato quel campionato. L'anno dopo tu sei arrivato 10º, cioè top flop. Top l'anno scorso con Conte, quest'anno se Conte non ti dà la motivazione, non ti racconta la favoletta, mi viene a dire che sei scarico, che hai subito il contraccolpo di Parma. Cioè, voglio, ma veramente stiamo facendo? Ma il DNA del Napoli purtroppo ti porta a dire che il Napoli deve sempre puntare a chi sta davanti a lui per andare... Cioè, noi dobbiamo puntare allo scudetto per andare in Champions. Perciò ti dico che a noi oggi avere Antonio Conte sulla panchina è l'unica cosa che deve contare, perché Antonio Conte ti imprime quella mentalità
e per quanto riguarda i giocatori che possono venire a Napoli. Infatti per quest'anno si sta parlando di Goretzka, eccetera, eccetera. Sia per la mentalità vincente che lui può imprimere nella testa dei giocatori. Perché un altro allenatore, esempio Garcia, o come ho letto prima nei commenti Enzo Maresca, ma come ti posso dire De Zerbi, perfetto, giochiamo a pallone. Vincenzo Italiano, cioè voglio Vincenzo Italiano con la Fiorentina ha perso due finali Conference League, cioè no Champions League. Cioè, perché dobbiamo giocare. Quindi molte volte il bel calcio è bello da vedere, quindi tu ti diverti, vai lì, però se tu vuoi vincere ti serve l'allenatore capace di imprimere nella testa dei giocatori la mentalità vincente, perché se no altrimenti succede questo, cioè che senza una motivazione forte per cui giocare faccio figure in merda. Cosa che per me non può essere, perché ti ripeto, ma non mi ricordo a quanti punti siamo dal Como, se non mi sbaglio siamo sempre a 8, non mi ricordo onestamente. Dal Como siamo sempre a 8 punti, fortunatamente. 8, ok, tu mo devi giocare con la Cremonese, fai che la vinci la partita e il Como vince. Poi c'è lo scontro diretto, non si amava non perde, vai a più 5, poi dopo tieni il Bologna da giocare, non si amava non perde, vai a più 2, cioè quando poi tu invece se sabato vincevi, e ripeto, diamo merito alla Lazio perché diamo al Cesare quel che è di Cesare, la Lazio ha fatto una grandissima partita sia tecnicamente che tatticamente, si vedeva che avevano proprio voglia di vincerla la partita, però se tu entri in campo per vincere non la vince, la pareggia partita, comunque te mi sa più 9 con 4 partite poi da giocare, 5 partite da giocare, cioè cambia la storia. Cambia enormemente, perciò ti dicevo, ma già E meno quando male che abbiamo il fatto... Como, e meno male, scusami, ti dico questo e poi ti Vai, lascio vai. parlare, meno male che il Como ha fatto questi due figure in merda, una retanata. Perché se il Como avesse vinto queste due partite che ha perso, erano già lì. Cioè tu Sì. a Como ti andavi a giocare la vita. Ma Perché meno poi male che Roma e Atalanta hanno pareggiato, sì. perché la Roma scavalcava il Como e diventava la nuova quinta. E E invece di riusciamo stare pure l'Europa fuori, League. siamo a più 6. Io anche Perciò questo no, poi ma non vi io perciò spiego, ti poi sto passiamo dicendo. avanti, perché si sta facendo il toto allenatore qua ormai, Klopp, Mourinho, parliamo anche dei commenti che state scrivendo ragazzi. L'unica cosa che mi veniva da dire è che mi ha già pure scordato. Ecco, io già settimana scorsa dicevo con il pareggio del Parma, col Parma, perché, cioè, lasciando stare il primo posto, che è inarrivabile, ed ecco perché poi non mi spiego il fatto che hanno avuto il contraccolpo. Ragazzi, veramente che voi credevate che l'Inter, voi giocatori, credevate che l'Inter cadesse in 3 partite? Ma veramente credevate che l'Inter perdeva questo scudetto? Aperta e chiusa parentesi. Ok, ci credi, però non è che poi il pensiero è totalmente lì sullo scudetto. Già la settimana scorsa contro il Parma tu devi vincerla perché devi blindare il secondo posto. Se non ci riesci, pareggi, ti giochi lo scudetto, la corsa ipotetica, la fantomatica corsa scudetto, tu questa qua la dovevi quantomeno non perdere, soprattutto perché sai che il Como ha perso e almeno un punto lo dovevi fare. È quello che non mi spiego. Però lasciamo stare, io passerei avanti, ma No, giusto poi ti per... posso dire un'altra cosa che Vai. in tutto questo non mi sono dimenticato di dirtelo prima. E io spero che si risolva il problema Alessandro Buongiorno, perché Eh, Buongiorno l'anno scorso, fin quando è stato in condizione, prima dell'infortunio, era forse una delle colonne portanti della difesa del Napoli. Da quando è tornato l'anno scorso dopo l'infortunio fino a sabato ne sta combinando uno più del diavolo. Cioè, quindi ora io voglio capire, io spero che Conte sia capace di risollevare per l'ennesima volta questo ragazzo, perché sennò Andrea è meglio che ci perché faccio guai che cosa no, buona. no, no.
credo che Buongiorno stia patendo la mancanza di Rachmani. Perché Rachmani è un leader silenzioso dietro a quella difesa. Buongiorno si trova molto meglio giocando a sinistra, anche se col Torino giocava centrale, se ricordo bene, ma lui si trova molto meglio a sinistra perché ha Rachmani che gestisce. Quando deve gestire lui i tempi di gioco della difesa, non riesce a farlo. Invece Rachmani sì, Rachmani lo sa fare. Quando tornerà Rachmani, allora inizialmente questo campionato qua, Buongiorno l'ha iniziato in fase calante, sotto ritmo, forse proprio ben memore dell'infortunio che ha avuto l'anno scorso. Aveva ricominciato a fare buone prestazioni nelle ultime partite. A ieri Natavot è caduto. Secondo me c'è anche un problema mentale di Buongiorno, perché ti ricordi la partita contro il Genoa? Sì, Secondo me sì. quella partita lui l'ha patita tantissimo. Tantissimo. Capito? Ma allora sa dare c'era Buongiorno, che si dove nell'anzi, già un pallone in da curve e balliamo, capito? Quello sì, quello Cioè, se sì. non lo sai Ma fare, Rachmani questa cosa per esempio l'avrebbe fatta, non avrebbe perso un tempo di gioco, avrebbe anticipato il suo movimento, capisci? Cioè, Buongiorno, ma pure sul gol sul rigore, se non sbaglio la perde, chi la perde? Lobotka? No, Buongiorno la perde là. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Quello sul rigore di Noslin, lui perché perde un tempo di gioco nel passare la palla sempre in orizzontale, Noslin la intercetta. Rachmani non l'avrebbe fatto, avrebbe anticipato il movimento di Noslin. Buongiorno ha questa caratteristica qua purtroppo e secondo me deve giocare sulla sinistra perché lui è un braccetto che si propone anche in avanti, non imposta, non sa impostare. Comunque lasciami rispondere un attimo a questo commento perché volevo dire al nostro caro amico Sì, ma Antonio recuperiamo un po' i commenti che non abbiamo recuperato, hai ragione. che ringraziamo che ci sta seguendo. Io, Anto, ti dico la verità, nemmeno io lo capisco questo malessere dei partenopei, ti dico la verità, perché comunque per una piazza come Napoli che non è abituata e non deve essere abituata a vincere, perché per il momento noi la storia parla chiaro, non siamo ancora nessuno, il fatto che comunque, come si dice a Napoli, c'è aiuto grasso coro, quindi la piazza napoletana vorrebbe vincere tutti gli anni, non tutta la piazza, perché poi purtroppo solo gli stupidi fanno notizie, quindi solo gli stupidi vanno in televisione e riportano le notizie. Non tutta la piazza di Napoli, però la maggior parte forse vorrebbe vincere lo scudetto tutti gli anni perché si sente già arrivata, perché si sente già una società blasonata. Per me, comunque, al netto degli infortuni, quest'anno il fatto di aver vinto una Supercoppa e comunque centrare la Champions, indipendentemente dal piazzamento in campionato, per me comunque rimane una grande stagione, ripeto, per una società che non è abituata da anni ad alzare trofei. No, sono d'accordo. Lo diciamo credo da un poco che arrivare in Champions, Supercoppa, va bene, cioè va benissimo. Nessuno. Il problema, chi viene criticato qui sono chi va in campo, onestamente. Conte credo che quest'anno abbia fatto quello che poteva fare. Il suo No, l'ha vabbè, fatto. Antonio Conte si critica forse Per il almeno, no, personaggio, almeno io personalmente critico il modo in cui arrivano determinate cose, tipo la Champions League. Non fa niente che sia uscito perché tanto il Napoli non può ambire a vincere la Champions League, però hai fatto una brutta figura a livello europeo, soprattutto perché hai perso 6-2 col PSV Eindhoven, soprattutto perché sei arrivato 30esimo su quante? Su 32? Su 32 squadre, 36 squadre. E la Coppa Italia forse potevi andare un po' più avanti, ma comunque ripeto, forse è il modo in cui arrivano determinate sconfitte, ma comunque finire una stagione con una Supercoppa vinta e la Champions, che è elemento imprescindibile per il proseguo della vita proprio della società sportiva Calcio Napoli, per me rimane comunque un'annata più che positiva. Vado a recuperare un po' di commenti. Enrico, cavoli, buongiorno, un fenomeno, per fortuna che non l'ho preso l'Inter, tenetevelo pure voi. Noi ce lo teniamo. Cioè, per quanto mi riguarda, buongiorno, credo che sia un buonissimo, un ottimo difensore, sa da solo ripiglia capo, poi shoot him. Io sono fiducioso, sono fiducioso.
Salvio, ciao, sera ragazzi, senza motivazioni e obiettivi non c'è Conte che tenga, ne abbiamo parlato, sa, questo è vero. Anno prossimo, ecco il Totonomi, Klopp, addirittura. Io volessi a Guardiola, ma non tutto è possibile nella Io vita. ho una sensazione, No, che non lo dici. Guardiola vada sulla panchina dell'Italia. No, no. Oppure che Guardiola, poiché Conte potrebbe andare, che secondo me non sarà così, Conte va sulla panchina italiana, Guardiola viene sulla panchina del Napoli. Sì, su da Oh, PlayStation. s'ha fatta l'Inghilterra, Spagna, a Germania, da fa l'Italia. Ma allora, guarda, Guardiola sarebbe un bellissimo sogno, Lui sia per quanto ci ha riguarda... provato con Luis Enrique, mi ricordo, quando venne Garcia a DL. Quindi Sì, il profilo sì, può però esserci. sì, ma Guardiola al netto che secondo me comunque lascerà la panchina nel Manchester City quest'anno, cioè, la vedo difficile per due motivi. Uno, per lo stipendio che prende comunque Guardiola, perché dovrebbe venire a Napoli e dimezzare di gran lunga il suo stipendio. E due, perché comunque il Napoli, per quanto Guardiola al Barcellona, per esempio, abbia dimostrato che ci sa fare con i giovani, il Napoli non ha la potenza economica di accontentare tutte le richieste di Guardiola e una storia che va avanti da anni, non ha le strutture secondo me per portare avanti il credo di Guardiola. Io ti metto quest'altra dichiarazione fatta da Conte con l'intervista parlando di ADL. Le parole Ecco, di De io Laurentiis all'America, quello è un problema suo, se vuole parlare è libero di farlo, non lo, e se a me dà fastidio glielo dico in privato. Sì, Poi vabbè, quella parte là... ma Conte è meglio che se sta zitto perché comunque, ma non perché Conte non possa parlare, ma perché purtroppo tanti giornalai che abbiamo qui in Italia, soprattutto purtroppo quelli di fede partenopea, veramente, se tu dici A, loro creano un film clamoroso. Quindi in questo momento io penso che non siamo proprio nella condizione di poter creare mal di pancia o vedi per esempio il caso Lukaku che tratteremo tra poco, vedi quanto ci hanno mangiato sopra sulla notizia di Lukaku e vogliono provare subito a destabilizzare l'ambiente. E ripeto, la cosa che più mi dispiace è che siano soprattutto i giornalai, i tifosi del Napoli che creano queste cose. Ma stesso anche su Conte in nazionale. Quando Conte disse il discorso della nazionale nell'intervista post partita, addirittura io sto vedendo o la Domenica Sportiva o Sky, adesso non mi ricordo, comunque i titoloni fermarono qualsiasi argomento che stavano trattando per dire Conte si propone alla nazionale. Non è vero, l'avete strumentalizzata voi, non è vero. Possiamo dire che Conte ogni volta che parla viene utilizzata una sua frase estrapolata per mangiarci un pochettino su? Sì, no, Possiamo certo, dirlo? certo, certo. Chis Puriello non può mai parlare perché qualsiasi cosa voglia dire o possa dire viene utilizzato. E... Io comunque se va via Antonio Conte da Napoli, io un nome che mi piace tanto ce l'ho, Qual è? Simone Inzaghi. No, no. A me Simone Inzaghi piace tanto. No, devo dire la verità, mi intriga parecchio Maresca. Mi intriga Maresca. Se proprio dovesse andare via Conte, Maresca potrebbe essere una bella lettura. Poi vabbè c'è Klopp, ma Klopp, ragazzi, Klopp si è ritirato, cioè Klopp ha detto che non vuole fare più l'allenatore, almeno per adesso, quindi non credo che possa tornare nuovamente in panchina, che sia quella del Napoli o altre panchine. No, Guardiola, come dicevi te, inarrivabile eventualmente. Io, oddio, stavo per cadere il microfono, io preferisco un terzo anno di Conte, perché io credo Sì, che quest'anno il Napoli di Conte non l'abbiamo visto, quindi preferisco che ci sia ancora Conte in panchina. Ma se dovessi scegliere fra qualcuno a posto Conte, no italiano, assolutamente, no De Zerbi, ti dico Maresca, perché mi piace, è, quella, è sulla scia di Pep.
fondamentalmente. È il nuovo che avanza. Grazie per Antonio Montesanti, grazie per la risposta, e dice: ma precisiamo che gli infortuni sono un aggravante e non una scusante. Sono entrambe le cose, secondo me, Anto. Uno, perché è vero che la questione infortuni sarà una questione sicuramente da chiarire a fine campionato, perché qualcuno sicuramente ha sbagliato. Voglio ricordare che comunque, ma sicuramente lo sapete, che comunque in uno staff di un allenatore non è l'allenatore che si occupa di tutto, cioè nel senso l'allenatore dà, diciamo, le linee guida da rispettare, poi comunque anche conta il suo preparatore sportivo, il preparatore atletico, il fisioterapista, il nutrizionista, eccetera eccetera. Quindi sicuramente qualcuno ha sbagliato e dovrà pagare, e mi auguro che paghi. Però, e quindi questa è l'aggravante, però è anche una scusante, perché come abbiamo detto tantissime volte, posso capire il discorso preparazione, eccetera, eccetera, fino a un certo punto. Poi dopo un po' gli infortuni sono arrivati anche perché molti, per esempio, si sono infortunati anche in nazionale, e molti altri infortuni sono dovuti anche al fatto che giocavano sempre gli stessi, quindi poi a un certo punto i muscoli sono crollati. Quindi Alcuni secondo me infortuni sono pure traumatismi e non sono pure traumatici e non sono muscolari, io per esempio, per quanto riguarda la preparazione atletica, ma ripeto, l'abbiamo detto un sacco di volte, posso farci rientrare le casistiche di Lukaku e De Bruyne, anche Anguissato, che è arrivato all'inizio, diciamo, anche se Anguissa si è fatto male in nazionale. Poi tutti gli altri, secondo me, sono una conseguenza del dover giocare sempre gli stessi e dover giocare tante partite in un periodo così ristretto di tempo. Vado avanti con i commenti. Cristoforo Parisi: nessuno dal 2020 dopo i 9 scudetti Juve ne ha vinti 2 consecutivi. Non capisco le troppe aspettative dopo tutti questi infortuni. Ma è quello com'è il detto napoletano che hai detto prima? Il detto napoletano che hai detto prima? C'è di tuo grasso coro. Abbiamo la chiosa a questo commento. E purtroppo siamo diventati risultatristi. No, ma guarda, io faccio mea culpa, tu lo sai, io ero uno di quelli che con Benitez voleva già arrivare al livello che poi siamo arrivati poi oggi. Perché per me con Benitez già c'erano le possibilità di vincere, poi i fatti hanno dato ragione a De Laurentiis, quindi faccio mea culpa, e come me ci sono ancora tanti tifosi che credono di essere ormai una delle squadre blasonate del campionato di Serie A, ma senza rendersi conto che poi fondamentalmente anche a livello economico non sei all'altezza di determinate squadre, perché, apro e chiudo parentesi, vorrei ricordare che la Juve non sta vincendo perché ha incanalato una serie di decisioni stupide una dietro l'altro, e quindi ad oggi si trova in questa condizione, altrimenti sarebbe stata sempre la Juve. Poi dopo la Juve è uscita l'Inter, che da 5 anni a questa parte, se non 6, è la squadra più forte d'Italia. Nettamente. No, Antonio è d'accordo con te? Simone Inzaghi? Io sono d'accordo. A me Claudio è d'accordo con me. Maresca. sì, no, ma Maresca non è che è scarso, però io a Maresca l'ho visto sulla panchina del Chelsea. Cioè, se ti ricordi anche De Zerbi, no? Per esempio, De Zerbi o il grandissimo Eusebio Di Francesco sulla panchina della Roma. Cioè, sono anche allenatori, così come per esempio anche Sarri al Napoli, sono allenatori che hanno vissuto delle stagioni nelle quali hanno trovato un clima e una squadra perfetta per la loro idea di gioco. Oggi prendere Maresca e ripartire dalle basi da Antonio Conte significa comunque l'anno prossimo, per esempio, accontentarti anche di un'Europa League, perché poi con Maresca devi vedere se riesce ad imporre le proprie idee dopo che c'è stato Antonio Conte. Beh, c'è da dire però, con Maresca, prima che fosse, cioè prima dell'esonero dal Chelsea, era, se non sbaglio, terzo o quarto in classifica in Premier League. No, ma ha vinto anche il mondiale per club con il Chelsea, quindi io non sto dicendo anche, ecco.
Quindi Non sto non è dicendo che che tu ti vai ad accontentare con un Maresca di un'Europa anzi, League, dipende cosa lui ti dà. Però credo che Maresca del nuovo che avanza, ecco, mettiamo così, del nuovo che avanza, credo che possa essere uno che si può affermare su certi livelli. A differenza di un De Zerbi che tanto ne parlano bene, ma intanto dove è andato, tranne quell'anno al Brighton, ha fatto solo sfraceli. E lo sta ancora facendo oggi, purtroppo per lui, ma perché viene da un'annata martoriata del Tottenham. Si è presa una patata bollente che, se fosse stata a me, col cacchio che l'avrei presa. E Marsiglia è stato cacciato. Prima del Marsiglia dove è andato non mi ricordo. Pure stava da qualche De parte. Zerbi stava al Brighton. Al Brighton, però al Brighton ha fatto solo un anno e Ha fatto un poi anno ha fatto un buono, anno il di secondo è stato merda. esonerato. Ok, pure è stato esonerato. Col De Sassuolo Zerbi poi. vabbè, col Sassuolo quando ha iniziato, Sì, però Andrew, vedi, però capisci quello che voglio dire? Mo io non sto dicendo, ti ripeto, che Maresca sia scarso, anzi, per il momento le prove vanno a favore di Maresca. Però in Italia, a parte l'anno di Spalletti con il Napoli, dove ti ripeto, secondo me si sono allineati tantissimi pianeti, giocare bene e vincere non vanno sempre di pari passo, a parte Guardiola, ma con i vabbè, è fenomeni. un altro livello. Con i fenomeni. In Italia, per esempio, abbiamo avuto, parlo del Napoli, abbiamo avuto Sarri e non ha vinto. C'è Italiano e comunque alla fine ha vinto una Coppa Italia col Bologna e, ripeto, ha perso 2 finali di Conference League con la Fiorentina. Abbiamo avuto De Zerbi, abbiamo avuto Di Francesco. Alla fine, oltre al giocare bene, che cosa hanno portato a casa? Zero. E allora, se tu mi dici io ti trovo un allenatore che unisce l'utile al dilettevole, allora io ti dico anche va bene. Tipo può essere Maresca, perché ripeto, le prove sono a favore di Maresca. Però a me piace, io per esempio mi piacerebbe un ritorno, ti faccio un esempio, di Sarri, no? Perché ho ancora in memoria il Napoli di Sarri, che sono stati ad oggi ancora, secondo me, i 3 anni più belli che io ho vissuto da D'accordo. tifoso del Napoli. Intanto ti metto nel frattempo che parli di Sarri. Sì. Cioè, però Sarri a Napoli ha trovato una squadra, tant'è vero che Sarri poi tutto ciò che ha fatto a Napoli non è più riuscito a ripeterlo da nessun'altra parte, né a Chelsea, né alla Juve, né tantomeno alla Lazio. Quindi io ho memoria di quei 3 anni di Napoli e per me sono stati 3 anni più belli da tifoso del Ma Napoli. Però non credere che se dovesse tornare Sarri tornerebbe il Napoli di Sarri, eh. no, però poi fondamentalmente che cosa hai vinto? Niente. A nulla. Con Spalletti, ripeto, hai vinto il secondo anno, hai vinto, ma per un incalanarsi di coincidenze, tra cui secondo me il suicidio sportivo dell'Inter quell'anno, perché se Ah, ti ricordi secondo arrivò la Lazio, sì, quindi sì. Vabbè, non avevamo fatto il solco però, con sì, Spalletti. sicuramente, però metti la stagione dell'anno scorso con un allenatore che gli piace giocare a pallone. Io non so se tu la vinci, cioè, tipo, se ti capita la stagione di Spalletti, allora tu ti diverti tantissimo perché è bello, giochi bene, hai il calcio più invidiato di Europa, ti diverti pure in Champions League, eccetera. Ma se poi ti capita la stagione come l'anno scorso, hai bisogno di un allenatore come Conte Sì, che sì. pensa al concreto, Ma capito? Perché infatti, con ma il infatti, gioco, le partite dell'anno scorso che tu non hai perso, faccio un esempio, quella di Parma, con chi fa il bel gioco rischi di perderla, ma perché infatti poi se non ci ha fosse quel stato modo di vincere. Conte, l'anno scorso non vincevamo e quest'anno non siamo attualmente secondi barra terzi. Conte è stato il non plus ultra, Conte è stato il fattore in più che abbiamo avuto per vincere l'anno scorso e per stare in corsa con la Champions quest'anno dopo quello che abbiamo passato. Su questo non si discute. Con altri allenatori, come dicevi tu, è normale che tutta questa cosa qua probabilmente con i secchi in mano non si fa nulla, però probabilmente non avremmo avuto lo scudetto. Su questo perché giocarsela punto a punto contro la squadra che è più forte di te, è la più forte d'Italia, che se ne dica zio Bergomi,
tu giocando da punto a punto è un discorso anche di nervi, e un allenatore come Conte ti aiuta tantissimo. Sarri non lo so, ricordiamoci quello che è successo lo scudetto in albergo, lo scudetto perso in Eh, albergo. esatto, esatto, esatto. E quella frase ti fa capire, secondo me, anche tanto della categoria di allenatore che tu ad oggi ti serve, se vuoi vincere. Se poi tu dici io voglio divertirmi, cioè penso più al bel gioco e poi se ci riesco vinco pure, allora siamo tutti quanti d'accordo, Sarri, Spalletti, Maresca, eccetera, eccetera. Però se tu vuoi vincere hai bisogno di un allenatore che nel momento fondamentale della stagione sa qual è la cosa che serve. Domanda: chi vince la Coppa Italia? Secondo me l'Inter. Io vorrei far vincere all'Atalanta. Anche perché sarebbe carino far vincere l'Atalanta la Coppa Italia, e lì poi si brucia un posto Europa. No, perché l'Atalanta già è settima. Non si brucia il posto Europa. Dovrebbe vincere la Lazio per bruciare il posto Europa. Sì, vabbè, ma l'Inter è nettamente più forte di tutte le altre. Vabbè, l'Inter sì, però domani se la gioca contro il Como, eh? Sì, ma il Como, ecco, il Como, poi io ho un pensiero sul Como, onestamente. Aspetta, ma Perché... facciamo una cosa. Io farei così. Mm-hmm. Stiamo parlando del Como, parliamo della Coppa Italia, parliamo dell'Atalanta, della Lazio, parliamo delle altre squadre, metterei la Corsa Champions. Se dobbiamo parlare del Como, parliamo del Como. Poi ci arriviamo a Lukaku. Allora, secondo me il Como, ritornando a quello che stavamo dicendo ora, ha un allenatore in panchina che la fa giocare benissimo, però in questo momento dove il pallone scotta, dove tu ti stai giocando una cosa importante come la Champions League, il pallone inizia a scottare sia per te sia per le altre squadre, perché anche le altre squadre che incontri, chi si deve salvare, ormai si gioca la vita, no? Vedi il Parma per esempio con il Napoli. Oggi che il pallone scotta, Fabregas fa fatica, perché ti faccio giocare, a parte che il Como è una squadra giovanissima, quindi è anche normale e giusto che sentano così tanta pressione, però in panchina non hanno un allenatore che nel momento in cui conta davvero non ti riesce a dare la giusta quadra. Ecco, paradossalmente metti Conte sulla panchina del Como o un Allegri sulla panchina del Como, io non so se il Como le perde le 2 partite che ha perso, capito quello che ti voglio dire? Sì, capisco nettamente. E in più, Vai, scusami, vai. e in più No, ti vai. dico, io ho questo pensiero, però è un po' complottista, ti dico la verità, che il Como per giocare in Champions League il Como dovrebbe adeguare lo stadio, avere la licenza UEFA che ad oggi non ha ancora ottenuto per questioni di stadio. Infatti si parlava addirittura che forse volevano chiedere all'Udinese di giocare qui al Blue Energy Stadium la Champions. Secondo me, visto tutte queste cose, Anit, fermatevi un attimo. Andiamo. Ma pure, aspetta, queste regole qua, pure se vai in Europa, da classifica alla mano, tu anche se sei al sesto posto vai in Europa. In Europa League non lo so però Sì, se ci sì. sono... Hai le No, non so se stesse ci sono le stesse condizioni della Champions. le regole UEFA per il discorso giocatori, sì. Poi la licenza dello stadio, credo di sì. Credo che sia lo stesso. Comunque stai parlando di campione di Coppa Europea, va bene, di Serie B e di Serie C, però è sempre No, però Coppa Europea. Io in Europa League vedo tipo anche il Bodo Glimt, no? Per quanto abbia uno stadio di merda, ha dovuto comunque adeguarlo agli stereotipi della Champions League. Ti dico stereotipi perché non mi viene il termine giusto in questo momento. Mentre invece in Europa League io vedo degli stadi molto più scadenti, tra virgolette. Quindi, Vabbè, che quello si possono permettere, cioè nel senso non per denigrare le altre no, nazioni, gli altri ma stati.
Però se tu vai a vedere, per esempio, noi lo stadio dove siamo andati a giocare i playoff dei mondiali in Quella Bosnia, in Bosnia. a Zenica, cioè è fatiscente, Sì, 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 perché sì. purtroppo quello Perciò ti possono dico, avere. non sono preparato su questa cosa e ti prometto che mi andrò ad informare. No, Però, ma per curiosità però ti vado a ripeto, vedere. era un pensiero un po' complottista, ma fondamentalmente io credo che nel momento in cui le partite contino davvero, i ragazzi, perché comunque, ripeto, è una squadra giovanissima, abbiano fatto un po' di marrone nelle mutande e quindi gli sia venuto il braccino corto e quindi non È riescono quello, a vincere. è quello che dicevo pure io nel video di venerdì del Como. Secondo me stanno patendo la pressione del quarto posto, perché guarda caso quando sono stati al quarto posto in solitaria hanno iniziato a pareggiare con l'Udinese, a perdere con l'Inter e mo hanno perso contro... Con chi hanno perso? Marò, che lapsus. Oh, Madonna mia. Con chi ha perso il Como? Aspetta, te lo dico subito. C'ho un voto anch'io in questo momento. Ha perso contro il Sassuolo. Il Il Sassuolo. Sassuolo, il Sassuolo, il Sassuolo. Sassuolo. E perdi contro il Sassuolo. Da quando sei quarto in classifica, tu non ingrani più, non fai più le stesse prestazioni. E chi sta patendo anche quel quarto posto di entrare dal portone principale di Champions League è lo stesso Fabregas, che sia un allenatore capace, che sia un allenatore di tanta esperienza, ma da calciatore. Da allenatore, questa esperienza qua è la prima volta che lui si trova a giocarsi la Champions League. È quello che dicevi tu, se ci fosse stato un altro allenatore, metti caso un simil Conte, quelle partite non le perdevi. Quelle partite non le perdevi. Sono Eh, d'accordissimo. stanno patendo quello, io credo, e questo mi fa paura, sai perché? Perché una volta che adesso non sei più al quarto posto e devi rincorrere nuovamente e difendere il posto europei, tu fra 2 settimane vieni a giocare contro di noi e mi fa paura. E soprattutto perché sai che il Napoli non scappa, perché ha perso 5 punti nelle ultime 2 partite ed è là, perché hai uno scontro diretto lì, a casa tua, e te la puoi giocare tranquillamente. E mi fa paura sta cosa, tanto. Perciò il discorso, vabbè, poi torniamo al discorso di prima, il discorso Champions doveva essere chiuso, strachiuso e messo proprio lucchetta, serrature e tutto resta preso. Però lasciamo stare. Io ho scaricato anche questa qui perché mi farebbe piacere fare un giochino. Secondo te, in base a questo calendario, ora mettiamo che la Juventus non ho potuto prendere un'immagine un po' più giovane, un po' più fresca, perché mi porta ancora che la Juventus contro il Bologna ancora deve giocare, ma là c'è un verde, perché Sì, Juventus è verde, ok? E sì, la Juventus sta a 63 punti. sì. Considerate le ultime 5 partite, e ci sono, metto nel calderone anche il Napoli, ci sono 3 posti Champions. Chi buttiamo dalla torre tra queste 5? No, vabbè, ma allora ti dico, nel frattempo che te lo dico, perché dobbiamo, per dovere di cronaca, te lo devo dire, mi faccio tutti gli scongiuri del caso. Per me i posti in Champions sono quelli lì. Quindi Milan, Napoli, Juve, poi vedremo l'ordine. Perché comunque io mi aspetto dal Napoli che, nonostante abbia la trasferta a Como, comunque ha in casa Cremonese, Bologna e Udinese e fuori casa ha il Pisa. Non ti dico che mi aspetto di fare 15 punti in 5 partite, ma mi aspetto almeno 12 in queste 5. Mentre invece il Como comunque già andare a giocare a Genoa non è facilissimo. Poi comunque deve giocare con il Napoli. Fondamentalmente il La Napoli parte un prossima po' più c'è avanti. Juventus-Milan. La prossima sì, la prossima, ecco, ritornando al discorso di qui sopra, io spero che con la Cremonese in casa di nuovo, soprattutto perché c'è lo scontro diretto Milan-Juve, tu abbia le motivazioni, abbia la fiamma
ma non la fiamma, il falò acceso per vincere quella partita. Una brace, una brace. Anche perché la Lazio è comunque sempre la Lazio, anche se sta facendo una stagione di merda, quindi ripeto, non ci sta come hai perso, ma ci sta a perdere. A Cremonese sta pigliando pacchero per tutto parto, quindi io proprio non accetto altro risultato al di fuori della vittoria, capito? E mi aspetto che i giocatori entrino in campo mangiandosi il campo. Ad oggi ti posso dire che non ho, cioè, allora, 8 punti sulla quinta sono tanti. Tanti, ma non, cioè, sono tanti, ma non tantissimi. Proprio perché hai lo scontro diretto in casa loro. Parlo del Como. Il Napoli, però, vedendo le ultime 5, nelle ultime 5, 3 squadre per me sono una mazzata per oggi, per lo stato di forma di oggi. Il Como, hai il Bologna e hai Udinese. Fortunatamente Bologna e Udinese ce l'hai in casa, però per come giocano Bologna e Udinese mi fanno paura. Ecco perché contro il Parma dovevi approfittare, contro la Lazio ci sta a perdere, l'hai detto stesso tu, ci sta, ma contro il Parma sono 2 punti che a quest'oggi ti aiutavano tantissimo, che ti bastavano solo 6 punti per essere in Champions League, ed erano quei 6 punti tra Cremonese e Pisa. Quindi per me Andrea, per me le 3 partite che tu hai in casa le devi vincere a prescindere. sì, Perché ma su il Bologna, quello non ci piove. Il Bologna quest'anno non è il Bologna che è affrontato per esempio all'andata. In più è vero, è la trasferta di Pisa, ma Pisa c'è. No, ma io ti dico, le 3 partite che mi fanno paura sono l'Udinese, il Cremonese e Pisa, con tutto bene per Cremonese e Pisa, ma è la Cremonese e la Cremonese. Il Pisa è in Serie B. Quindi, raga, cioè, a meno che non ci vogliamo suicidare, Cremonese e Pisa su 6 punti. Quelle che mi fanno paura, tra virgolette, cioè che rispetto, no paura, rispetto maggiormente, sono Bologna perché è il Bologna e l'Udinese perché l'Udinese non se ne fotte se hai vinto il campionato, se sei in Champions, se lei è 14esima, 13esima, è salva, non se ne fotte proprio. Gioca. Vabbè, Gioca. ma sicuramente loro verranno a Napoli e tu dovrai andare da loro per giocartela la partita, perché comunque il Pisa, anche se è straultima, questo non vuol dire che non si giochi la partita. Il problema sta tutto nel Napoli, perché se il Napoli fa il Napoli, tu puoi fare anche 15 punti su 15. Sì, Il problema certo. è che se il Napoli non fa il Napoli, come è successo Se il sabato, Napoli come è gioca successo come contro domenica, la Lazio, noi potremmo perdere pure tutte e 5. sì, capito? Questo è perché poi comunque loro le motivazioni ce le avranno, perché anche il Bologna, ripeto, non è che ti vuole regalare la partita, la Cremonese non è che ti vuole regalare la partita, quindi comunque giocheranno e devi essere tu che devi far capire chi sei e quanto vali. Se giochi come hai giocato con Parma e con Lazio, farai fatica tutte e 5 le partite. Se invece giochi da Napoli, come secondo me sappiamo giocare, cioè, non dovresti, tra virgolette, avere preoccupazione. Poi ti ripeto, io continuo con i miei scongiuri fin quando non finirà la live. Però se devo avere paura della Cremonese, del Pisa e dell'Udinese, allora a questo punto non meritiamo nemmeno di andare in Champions League. Bravissimo. Lo devi meritare. E se hai detto le parole che stavo pensando io di dire dopo, lo devi meritare. Per meritartelo non puoi avere paura di queste squadre qua. Cioè, devi fare il Napoli, punto. Devi fare il Io Napoli. delle ultime 5 partite, anche se comunque parliamo del Como che ha fatto una grandissima stagione, io Napoli, poi lascia stare che io tifoso ho paura di tutte e 5 perché vivo la partita con l'ansia, è tutto cagato sotto e va bene, ma io squadra Napoli, cioè io sono superiore a tutte e 5, ma non di poco. Cioè se io faccio il Napoli sono superiore di gran lunga a tutte queste 5 squadre. Il problema D'accordo. è che tu lo eri anche di Parma e Lazio. Però se poi fai giochi come hai giocato queste ultime 2, allora non ti meriti proprio di andare in Champions se io devo avere paura anzi forse
ragioniamo al contrario. Io spero che Conte gli faccia avere paura di tutte e 5 le squadre, perché Spinazzola ti ha detto che hanno bisogno della fiamma per giocare bene, perché sennò fanno il figure in merda. Capito? A questo punto mo assodato che il Napoli lo mettiamo in Champions, Sì. ti dico che il calendario più difficile qua in mezzo ce l'ha, credo, il Milan, perché ha Juventus e Atalanta e Genoa, o Juventus, Sassuolo, Atalanta. Il Milan sta a 66, a più 6 dal Como. Allora, Potrebbe rischiare, lo sai. Per me chi ce l'ha più difficile, onestamente, credo sia la Roma. Vabbè, ma la Roma io l'ho Io messa la perché Roma l'immagine lo l'escludo. porta, ma io credo che la Roma col calendario che ha e con lo stato di forma che ha oggi, la Roma non può arrivare in Champions. Già fa proprio. Poi ti dico, tra le 4 rimaste, sì, ce l'ha il Milan sicuramente, anche se comunque lo scontro diretto con la Juve ce l'ha in casa, però per le ultime prestazioni del Milan, perché anche col Verona il Milan non è che ha fatto questa grande partita, poi non l'ho vista tutta, l'ho vista che ero comunque impegnato, indaffarato, quindi non è che mi sono concentrato a vederla. Ma Milan ha fatto sta partita grandissima col Verona e viene da 2 sconfitte con Napoli e Udinese, soprattutto quella con l'Udinese, una botta clamorosa. Quindi per me sì, per me il calendario più difficile ce l'ha il Milan, soprattutto perché comunque con Juve e Atalanta ecco, vale lo stesso discorso che abbiamo fatto per noi, per il Napoli, cioè che comunque solo con la differenza che il Napoli ce l'ha col Como la partita, diciamo, difficile. Il Milan già ce ne ha 2 a prescindere, quindi Juve e Atalanta, anche se ce l'ha tutte e 2 in casa. Poi comunque c'è Genoa e Cagliari, che comunque andare a Genoa e comunque il Cagliari è tosta. Secondo me tanto fa anche quando tu affronti le squadre, nel senso che sì, c'è Juventus-Milan la prossima, c'è il Como, metti caso che il Como vince e il Milan perde, la prossima, vabbè, il Como gioca contro di noi. Ti spiego il mio ragionamento. Sì. C'è una partita importante la prossima settimana, ma lascia stare che sia Juventus-Milan, Como Napoli, tutto resta preso. Se il Milan vince e la Juventus perde e il Como vince, anche la partita che ci sarà fra 2 settimane, che la Juventus potrebbe essere molto abbordabile, metti caso un Juventus-Pisa, potrebbe diventare un'insidia, perché comunque hai la pressione della squadra che sta dietro. Quindi anche se è una partita abbordabile come potrebbe essere quella con Lecce, quella della Juventus o quella col Verona, non è detto che sia abbordabile perché è il Verona o Lecce, ma dipende dalla squadra che ti sta mettendo la pressione. Se il Como sta a un punto, quella partita per te scotta molto di più se il Como stesse a 4 punti. Quindi dipende anche molto da come le squadre si affrontano nelle partite precedenti. Noi possiamo fare pronostici, nostre idee, ma dipende tantissimo da risultato a giornata dopo giornata. Sì, no, però io guardo questa classifica anche in base alla condizione fisica della squadra, no? Cioè, Attualmente sì, certo. la Juve in questo momento è in una condizione fisica tale che appoggerebbe non so se la posso dire la parola I cojones. in testa a tutte le altre 19 squadre della Serie A. Cioè, infatti l'abbiamo visto anche in Inter-Juve, la Juve 11 contro 11, ti dico la mia, avrebbe vinto quella partita. In 10 contro 11 ha rischiato comunque di vincerla. E quindi per me la Juve in questo momento è in una condizione fisica che non ce n'è per nessuno. E questo è un mio punto di vista. Il Milan invece vive un po' la situazione opposta a quella della Juve, che comunque viene da, sì, ti ripeto, ha vinto col Verona, ma non mi è sembrata questa grande prestazione. E il Como comunque le ultime 2 partite le ha steccate entrambe, non mostrando nemmeno chissà quale calcio. Quindi secondo me chi
se proprio qualcuno deve temere il Como, al momento secondo me è il Milan. Perché è in La una cosa bella... condizione che in più ha sia la Juve che con l'Atalanta, mentre il Como dopo Napoli No, Verona, comunque Parma, Cremonese ha sono... squadre che comunque fondamentalmente può vincere, no? Quindi Sì, mentre invece il Milan poi fai che perde con la Juve il Milan, ok? E il Como vince con il Genoa. Il Como va a 61, il Milan rimane a 66. Sono meno 5. vai, Poi vabbè, che stai dicendo la stessa cosa che stavo dicendo io. no, poi metti che il Como vince con il Napoli e va a 60 e comunque rimangono a meno 5 perché io non penso che col Sassuolo il Milan perda, anche se ha dimostrato che il Milan può perdere con chiunque. Poi tu hai l'Atalanta, mentre il Como va a giocare a Verona. Non sia mai la Madonna, il Como vince col Verona e tu non vinci con l'Atalanta. Stai a più 3 barra più 2. Ma guarda che Cremonese e Cagliari sono rispettivamente le avversarie all'ultima partita di Como e Milan. Cremonese e Cagliari ad oggi sono quelle squadre che potrebbero ancora oggi salvarsi, cioè lottano per l'ultimo posto, ok? L'ultimo posto per la salvezza. Che ne sai tu arrivando a fine campionato Cagliari e Cremonese come stanno messi? E in mezzo c'è la Juventus, vabbè, il Lecce ce l'ha alla 36esima, là poi è da vedere come sta il Lecce, perché io credo che fra le tre squadre che stanno in lotta per il 18esimo posto, la Cremo la vedo più in forma, anche se viene da 2 sconfitte o 3 sconfitte, ma non mi ricordo. Tu volevi dire una cosa, mi hai scusato. Ah, questo, No, ma il paradosso è proprio questo, voglio essere cattivo. A me piacerebbe vedere il Milan fuori dalla Champions. Però so che per vedere il Milan fuori dalla Champions, non per il Milan, ma per Allegri, così scende dal piedistallo di sto cazzo, per vedere il Milan in Champions, il Como deve vincere con Napoli. Non so quanto vale il gioco, vale la candela. no, vabbè, ma Andrei, fondamentalmente basta che ci in Champions. Mo Ah, ti sì. ripeto, anzi, Infatti, se io Napoli, oggi già abbiamo parlato e per Fernando e per me è già tutto scritto. io invece ti stavo per dire una cosa, se dovessi basarmi sulla condizione atletica e sulle ultime partite che ho visto delle squadre, ti dico, la classifica finale per me sarà Inter, Juve, Napoli, Milan. Sì, sono d'accordo, pure io l'ho pensato. Anche perché sono tre... Quanti punti sono? In differenza 3 punti, giusto? 3 punti ce abbiamo con la Juve. Sì, sono d'accordo. Poi può darsi che invece domenica il Milan batte la Juve e quindi ricalcoleremo di nuovo lunedì prossimo. Ma E ad questo è il oggi, discorso che ti dicevo io, dipende da giornata a giornata. Tu puoi ma fare ad qualsiasi oggi, ad previsione, poi... oggi onestamente a me la Juve, cioè se fosse la Juve il quinto posto, dice su Maronna Amicia, ma sta corto. Perché per me la Juve ad oggi sta proprio, sta che palla fuori, Ma la quindi Juve ti posso dire che secondo me ha avuto un hype grazie alla Roma, perché la Roma è caduta a picco dopo quel gol subito di Gatti al 93esimo. Quando quella partita finisce 3-3, la Roma non esiste più per la corsa Champions e la Juventus rinasce completamente. Che la Juventus si trovava a meno 7 dal quarto posto. Da meno 7 dopo 3 giornate arriva da più 1 sul sì, quarto però, posto. però Andrew, ti dico la verità, io la Roma un po' me l'aspettavo anche perché non ha una rosa così ampia da poter durare tutto il campionato. In No, più è tanto quello che l'allenatore ha fatto, secondo me. e in più l'allenatore della Roma è Gasperini, che ce l'ha proprio nel DNA, che da marzo in poi inizia a precipitare, e io questo lo riconduco comunque al discorso che facevamo prima, cioè quello che ti dà l'allenatore nel momento in cui la palla conti, perché diciamo che si sa, è risaputo che da agosto a marzo tutte le squadre che tu incontri comunque se la giocano la partita perché cazzo che mi va bene, la vinco, eccetera.
ma da marzo in poi è come se incominciasse un altro campionato, perché le squadre che si devono salvare vengono a giocare con il coltello fra i denti, che si stanno giocando la vita per non retrocedere, e puntualmente da marzo in poi Gasperini cala. Perché? Ce ne possono essere tantissime di condizioni. Per me una su tutte è il fatto che Gasperini sa giocare solo in un unico modo. Nel momento in cui non va in porto quel modo di giocare, Gasperini non si sa inventare altro. Credo che là ci siano poi il discorso lite Ranieri, Gasperini, ci sono anche problemi interni loro che forse Ranieri ha sbagliato il tempo, non doveva farli uscire adesso, ma sono sintomi di un malessere che va oltre il campo. Io per esempio non riesco a capire come Zaragoza, che è arrivato al mercato di gennaio, non giochi neanche più un minuto. Giocatori come Dovbyk o Ferguson, prima ancora del loro infortunio, non giocassero e sono stati mandati a fare in culo da Gasperini. Ci sono tante cose a Roma che non mi spiego, e poi vedi chi sta in panchina e ti dici: ah, vabbè, allora sta a posto, ha mai capito il personaggio, che Gasperini è questo. E come dicevi te, non ha la rosa ad oggi, considerando anche tutti gli infortuni che hanno avuto, per competere. Però quello che dico io è che se la Juventus avesse avuto un'avversaria come la Roma ancora in lotta per la Champions League, non so se questo stato di forma psicofisico era lo stesso. Perché una cosa è avere il Como che nelle ultime 3 partite sta patendo la corsa Champions, un'altra cosa è avere la Roma che vuole arrivare a quella corsa Champions. La Juventus è sicuramente rinata, questo è sicuro, anche perché secondo me non ha avversarie degne per il quarto posto. Cioè, il Como l'avrebbe, se fosse stata nata a squadra, Como l'avrebbe blindato quel quarto posto, ecco, per intenderci. Sì, no, ma poi la Juve ha un allenatore che comunque sa trattare anche i giocatori, oltre a dare un bel Lo calcio. conosciamo benissimo. Spalletti ha capovolto completamente la situazione Juve da quando è subentrato. All'inizio ha fatto un po' di fatica perché ovviamente si doveva un attimo ambientare, tutti i giocatori dovevano ambientarsi al gioco di Spalletti, ma poi Spalletti noi lo conosciamo bene, anche per come parla e quello che dice. Ti entra qua, Sì, Spalletti. è vero anche che molte partite la Juve le ha risolte anche, non dico con fortuna, perché molte partite invece le ha dominate e poi non le ha vinte. Tipo, mo vedi anche mo con il Bologna, comunque c'è il gol di David, comunque i marcatori girano, c'è il McKennie, c'è Thuram, ma poi fondamentalmente, Andrew, cioè se tu vai a leggere la rosa della Juve, cioè, formulo bene quello che voglio dire. Se i primi 4 posti dovessero essere Inter, Napoli, Milan e Juve, poi l'ordine poi vediamo, secondo me sono entrate in Champions le 4 rose più forti d'Italia. Poi, a mio modestissimo parere, la Juve è un gradino sotto Inter e Napoli sulla carta, ma la Juve ha una signora rosa comunque, anzi alla Juve manca forse la punta e forse un centrocampista in più, ma poi la Posso essere Juve... provocatorio? Ha una signora rosa per questa Serie A. Certo, per questa Serie A, Andrew, Perché Gatti in difesa, McKennie, con tutto il bene per McKennie, che è un coltellino svizzero, dove lo metti là te lo trovi, ma David in attacco non sono da Juve, per quanto mi riguarda. sicuramente noi parliamo per il livello di questa Serie A, perché se ragioniamo sui livelli di Serie A vecchie, il 99% dei giocatori che oggi sono in Serie A stavano in panchina a buttare burraccio quando i giocatori vogliono bere, cioè quello sarebbe stato il loro ruolo. È normale che per questo livello di Serie A, ma comunque se tu prendi l'ossatura centrale della Juve, ti ripeto, ci manca la punta.
ma mettici Ildiz al posto della punta, che comunque secondo me la Juve ha una signora punta in rosa e secondo me dall'anno prossimo vedremo. Vlahovic. Sì, però leva Vlahovic, mettici Ildiz, ok? Come ossatura. Cioè, comunque in attacco c'ha Ildiz, centrocampo c'ha Thuram, che a me piace tantissimo. Io l'unico, oltre a Ildiz ovviamente, che prenderei è Thuram. Io Thuram lo amo come giocatore. Thuram a me mi fa impazzire, e guarda che da quando è arrivato Spalletti anche Locatelli non sta sfigurando, anche No, ma Locatelli la è un Juventus giocatore gioca rinato. bene, ma perché credo che la Juventus era un problema anche e soprattutto di testa, perché i giocatori, mo ci vuole, i giocatori per competere per la Champions League ce li ha, per competere per il campionato no, ma per la Champions League sì, Ma ed era un problema di testa. Ad oggi nessuno. Ad oggi nessuno può competere con l'Inter a livello di rosa. D'accordo, Okay. d'accordissimo. Poi Milan, Napoli e Juve bene o male si equivalgono come rosa, perché uno ha una criticità da qualche parte, l'altra da un'altra parte, tipo, che ti devo dire, tipo la Juve, il terzo di sinistra della Juve è Kelly, ma noi giocammo con Oliveira, che non è che tu dici tenga a Van Basten, a Van Basten, se da me, a Beckenbauer, che pulisce. Killumarosk. E dopo, Cioè, ragazzi, dopo un'ora e 20 di live ci sta avere un po' di comunque stanchezza. loro hanno in porta di Gregorio, che equivale secondo me a uno tra Milinkovic e Meret, cioè non è che tu dici o Gigio Donnarumma in porta e loro hanno di Gregorio. Sì. Poi c'hanno Gatti, Bremer, Kelly, e noi diciamo con i giocatori titolari Buongiorno Bokema, buongiorno Rachmani. Rachmani, quindi bene o male forse sei un po' più forte rispetto a Kelly se metti Buongiorno. A centrocampo Lobotka, McTominay, De Bruyne, ma loro comunque hanno Locatelli, Thuram, vabbè, ci devi mettere McKennie, ma in attacco loro però sono forti, hanno Ildiz, hanno Vlahovic, dall'altra parte a me per esempio c'è come si chiama? No, quell'altro, come si chiama? Zegrova. Zegrova a me piace tantissimo, però a quanto pare non è da Serie A, perché forse ancora si deve ambientare, Ma ma lo stesso comunque Opendà ne parlavano benissimo, ma non... no, non può fare la prima punta. Perciò ti dico, cioè, se tu le metti sulla bilancia tutte e tre, comunque bene o male si equivalgono. Ti ho detto, secondo me forse noi siamo un po' più forti a livello di rosa rispetto a Milan e Juve, perché quest'anno comunque c'è De Bruyne, anche se De Bruyne quest'anno, Andrea, lo dobbiamo dire, non è stato un grandissimo acquisto. Poi No, sicuramente è un top player, però se ti devo dire che è il De non Bruyne l'abbiamo che visto, no. non l'abbiamo Però, visto, anche perché non è neanche commentabile quello che sta facendo in queste ultime 3 partite, perché lui è arrivato a razzo post infortunio, poi si sa che post infortunio tu hai un momento di down, poi nuovamente risali. E il problema è che in questo momento De Bruyne sta facendo questo, e tu per tutto l'anno non hai visto l'encefalogramma piatto, perché oltre le imbucate che, se non sbaglio, quando abbiamo giocato contro lo Sporting Lisbona, se non sbaglio con Højlund, non mi ricordo, quando pure fece segnare Højlund contro il Genoa, non mi ricordo, però hai visto poco di De Bruyne, cioè non l'hai proprio visto. De Bruyne io spero che rimanga un altro anno proprio per assaporarlo, per ammirarlo, sì, perché Andrea, però c'è da dire che in questo momento, se tu vuoi giocare con De Bruyne in campo, si deve sedere Anghissà, perché non puoi avere McTominay e De Bruyne ma infatti, larghi, perché non sono i giocatori. I Fab Four per me non hanno senso di esistere, e ti ripeto, come dissi pure una settimana scorsa, uno tra Anghissà e Lobotka quest'anno se ne andrà via, perché tu non puoi permetterti di giocare così. Anghissà purtroppo, cioè quello che sta facendo Anghissà, se il sistema di gioco rimane questo, lo farà McTominay, perché McTominay ha fatto vedere che giocando a 2 a centrocampo e un centrocampo a 4 sa il fatto suo, sa giocare benissimo, ti dà tanto. Ma E io guarda guarda, caso, quando McTominay è avanzato, dal centrocampo non arriva un cazzo. ma prima parlavamo di allenatori, no?
noi per esempio, se volessi fare un attimo il paragone con il Napoli più bello che abbia mai visto, cioè quello là di Sarri, quindi giocare col 4-3-3, se tu levi Anghissà da mezzo e fai fare a McTominay, oppure quando hai vinto lo scudetto, tu giocavi a 3 a centrocampo, ti trovi con Spalletti. Io al posto di Anghissà metto McTominay e dall'altra parte, l'altra mezzala la fa De Bruyne, con Alisson Santos e Politano sulle fasce, Holiund centrale. Basta. Non ho capito, è quello che io imputo sempre a Conte è la mancanza, tra virgolette, di carattere nel andare vicino a uno di tutti e quattro e dire: per questa partita tassietto tu un panchina, per la prossima tassietto tu, per l'altra ancora tassietto chi la ancora. Ma lo stesso Gilmour, onestamente, io metterei titolare, perché Lobotka pure contro la Lazio si è visto che non è ancora fresco nella condizione. Metti Gilmour, metti Gilmour. Cioè, perché ostinarsi a mettere questi 4 lì che sai che 3 loro sono stati acciaccati? Ok? 3 su 4 sono stati acciaccati, 2 sono stati lungodegenti. Tu continui a ostinarti a non mettere, poi ritorniamo al discorso iniziale, ti ostini a non mettere Analisi Santos, che non è Maradona, ma è l'unico in rosa ad oggi che ti dà quella tipologia di gioco. Hai Gilmour che l'hai recuperato e quando è stato recuperato e ha giocato titolare, ha giocato da Dio, ha fatto benissimo. Non mi ricordo in quale partita fa quella verticalizzazione su Politano. Qual era quella partita? Col Milan. Col Milan. Col Milan. Cioè, bellissimo. E ti ostini con Anghissà che non ce la fa. Non ce la fa. Anghissà non ce la fa. Non so se è lui, se sono le gambe, se è la sua testa, non lo so, ma non ce la fa. No, ma perciò ti dico, sono d'accordissimo. Io andrei su 2 argomenti veloce, che si è fatta una certa. Questo, che mi fa? Che ha deciso fa sto vogliono? Ma per me basta che si hanno messo d'accordo, cioè nel senso che si hanno un poco riappacificato, anche se secondo me, ti dico la verità, è una pace, tra virgolette, finta, giusto per non svenderlo a giugno. Cioè, nel senso, io credo che con il riscatto di Hojlund e con il fatto che ti ritorna il palo della luce lì, che dovrai vendere, io non credo che Lukaku sia disposto comunque a fare il secondo, perché io ad oggi ci vedo Hojlund nella formazione titolare del Napoli, non Lukaku. Poi può darsi che il Napoli abbia la forza economica soprattutto di tenere entrambi. Però questo vuol dire che Gesù Cristo ci ha fatto la razza e è venuto a Lucca, cosa che devi fare per Luca forza. lo devi fare a prescindere. Però io spero che comunque si siano rappacificati, semplicemente non si erano capiti, ma comunque era la soluzione più giusta per ambedue le parti. Credo che ci hanno ricamato anche tantissimo sul discorso Lukaku. Secondo me può essere pure, voglio essere malizioso, alcuni di loro dicevano che diciamo che il Napoli e Lukaku insieme hanno cercato di costruire, di montare questa cosa per addolcire un pochettino di più l'addio. Non lo so se è così, può essere plausibile. Credo anch'io che Lukaku, vuoi per un discorso anagrafico, quando ha 32-33 anni, vuoi per un discorso di preparazione, viene da un infortunio che difficile vai a recuperare Lukaku Prime al 100%, non lo era prima e non lo sarà dopo questo infortunio. E vuoi per un discorso di stipendio, perché lui prende 6 milioni? 7 milioni? Quanto prende? 6, 6, 6 e mezzo? Una cosa del genere. Comunque uno stipendio alto per le casse del Napoli. Il Napoli deve svecchiare e deve rimpinguare un attimo il fondo. Cosa fai? Vendi Lukaku, perché è quel giocatore che non è più titolare. Hojlund deve fare il titolare del Napoli, un giocatore di 23 anni che ti porta l'attacco avanti e hai un futuro assicurato con Hojlund, perché Hojlund
Ecco, per esempio, secondo me, se Højlund fosse stato allenato ad oggi da uno Spalletti, credo che Højlund avrebbe fatto anche 20-25 gol. Poi, tipologia di gioco di Conte, Era un modo diverso di giocare, però. tipologia di gioco di Conte, spalle alla porta, lo perdi un pochettino sulla profondità, perché Højlund è uno che sulla profondità ti brucia. Però credo che Lukaku sarà arrivato il momento forse di andare in Belgio, di tornarsene proprio a casa, oltre che prepararsi per il mondiale, tornarsene a casa. Leggevo che dovrebbe ritornare a Napoli per le ultime 3 partite. Se vanno a fare amichevoli pre-mondiale. Ma guarda, ma io ti ripeto, per l'anno prossimo, se la coppia d'attacco del Napoli sarà, cioè se il parco attaccanti del Napoli sarà Højlund, Lukaku, non è che mi dispiace, perché No, comunque stiamo anzi, parlando di un grande attaccante. anzi. Il problema è a livello economico, che non so se il Napoli può sostenere tutti e due, e in più, ripeto, devi sperare che nessuno dei due si fa male, e in più devi sperare di vendere Lucca, cosa che secondo me sarà difficile, a meno che qualche pazzo non si sia innamorato di Lucca. La No, vedo ma difficile. Luca sarà una minusvalenza enorme. O lo mandi un altro anno in prestito, Eh. sperando che faccia bene dove andrà. Ovviamente ti dovrai scollare lo stipendio di Lucca, anche perché ritornerà a Napoli anche Lang, che io spero, perché Sì, si parla di di un suo. Ho letto che il Galatasaray sta puntando Rashford e non vuole riscattare Lang. Io spero non sia così, spero sia una puttanata, ma che invece vogliano riscattarlo. Velocemente, Zaniolo, che l'hai sentito come nome? Sì, Zaniolo l'ho sentito, ti devo dire, forse meriterebbe un'altra occasione in una grande squadra. Lo Il, penso pro- anch'io. il problema di Zaniolo è fondamentalmente uno, la testa, perché comunque a Udine è semplice fare la prima donna, perché comunque a Udine Zaniolo è prima donna perché il giocatore tecnicamente più forte della rosa. Calarsi in una realtà come Napoli è comunque cioè, se prendi Zaniolo è perché giochi con i tre là davanti, capito? Perché non Giochi potrà mai fare, 3-4-2-1. per esempio, fa Politano oggi. Però poi sì, vabbè, secondo me il Napoli dovrà fare una mini rivoluzione quest'anno. Ma allora, se rimane Conte, devi Dipende, capire. dipende chi sarà Devi l'allenatore. capire Conte come vuole giocare, perché Conte ha iniziato col 4-3-3 l'anno scorso, poi per vari motivi siamo passati al 3-5-2. Quest'anno ha preso di nuovo col 4-1-4-1 perché volevo fare i Big Four, eccetera, eccetera, e comunque si è ritornato a una sorta di 3-5-2. Mo mettila in campo come vuoi, ma è una sorta di 3-5-2. Quindi se io voglio giocare col 3-5-2 non posso prendere Zaniolo perché non ho posto per Zaniolo. Se invece, anche perché se prendi Zaniolo vuol dire che, esempio, nei due dietro Højlund, Sassette, De Bruyne, perché credo che Alisson Santos dall'anno prossimo sarà titolare nel Napoli, anche se, come abbiamo detto prima, già oggi deve essere titolare nel Napoli perché è l'unico che crea qualcosa. Però con il rientro di Di Lorenzo io non credo che Politano rimanga a fare il quinto tutta fascia, perché comunque devi dare fiducia anche a Beukema, perché quest'anno comunque tu l'hai pagato 35 milioni, quindi io credo che dopo un anno di gavetta Beukema, che tra l'altro a me quando gioca non è che dispiace così tanto, soprattutto se poi l'alternativa è giocare con i tre mancini, però all'inizio il Napoli voleva giocare con la difesa a 4, quindi se l'imprinting è giocare con È una 3, squadra costruita per il 4-3-3 o 4-2-3-1. Quello è il problema. È sì, una squadra costruita ma per il Napoli ha quella creato tattica le sue lì. fortune, ma il Napoli ha sempre creato le sue fortune con il 4-3-3, perché noi è da Sarri che giochiamo, cioè che abbiamo la squadra costruita per giocare col 4-3-3 e tra l'altro costruita per giocare a calcio. Ma infatti Quindi io non so se
considerando i giocatori che hai in rosa, non so se veramente, se dovesse rimanere Conte, ovviamente, tu vai a continuare a giocare col 3-4-2-1, perché tu hai esterni che possono giocare da esterni e non da seconde punte, Alisson e Neres. Hai Politano che ad oggi ti sta facendo il tutta fascia, ma non lo vedo un tutta fascia. Hai Di Lorenzo che dove gioca? Perché braccetto non può giocare, secondo me. Hai Bökema e Rachmani che giocano in quella posizione là. No, infatti, ti ripeto, per me ad oggi il Napoli deve giocare 4-3-3, mo perché ti manca il terzino destro, perché non è Di Lorenzo. Ma il Napoli è una squadra costruita per giocare 4-3-3. Poi, se l'anno prossimo, come dici tu, ci sarà una rivoluzione, che quindi vuol dire vendere Politano, vendere tutti, in pratica quasi tutti gli esterni che tu hai, in più hai De Bruyne, quindi se rimane De Bruyne... scusami, abbiamo comprato Gutierrez, ma poi tu nei due dietro la prima punta, se tu devi parlare condizione ottima per tutti, ottimale per tutti, vuoi giocare col 3-4-2-1. Io uno dei due là dietro, per me deve essere De Bruyne. Sì, uno De Bruyne, ma l'altro chi è? Chi hai? A meno che non vuoi fare un asimmetrico e metti Alisson Santos come stiamo mettendo adesso, che si sposta come ala, ok. Ma se delle seconde punte, tu non hai seconde punte? No, però questo vuol dire che sanno assettare Politano, sanno assettare Neres, sanno assettare c'hai Elmas che tu pure non sai dove mettere. Perciò ti dico, Gutierrez, quindi... per esempio, che tu me lo fai giocare come esterno di tutta fascia a destra o a sinistra. Sinistra bene o male, ok, ma a destra ha imparato a fare qualcosina da destra, ma lui è un sinistro, un mancino. Il posto di Gutierrez è giocare a sinistra, ma secondo me lui non ha le caratteristiche di Spinazzola, che quindi non ti può fare il quinto tutta fascia, ma se giochi 4-3-3, se giochi 4-3-3, bruciato, capite? Lo bruci così Gutierrez perché è forte. Ma infatti Conte a inizio anno voleva giocare con la difesa a 4, Andrea. No, poi no, ma infatti... si è scassato tutte cose. Spero non voglia più giocare con i 4 a centrocampo, perché e questo che ti dico, secondo me io non sono tanto convinto che rimanendo Conte continuiamo col 3-4-2-1. Io sono convinto che se dovesse rimanere Conte noi ripassiamo al 4, perché è una squadra che ha tutti gli interpreti per giocare 4 in difesa. Sì. 4-3-3 o 4-2-3-1. De Bruyne dietro alla prima punta con le due ali e due centrocampisti dietro che possono essere McTominay o Lobotka Gilmour, che era secondo me l'idea iniziale. È una squadra di tutto, cioè tanta roba. Sì, sono d'accordissimo. Senti, a parte il fatto che ci sta questo commento di Lukaku è un po' come Balotelli di Luigi De Gennaro, io credo che il paragone sia abbastanza ardito. No, come fai a dire Lukaku è tale che è un po' come Balotelli? Diciamo che Lukaku ha più testa di Balotelli, anche se è una testa calda anche Lukaku. No, forse diceva per il colore della pelle, tutte e due, può essere per quello. No, secondo me per la testa, No, vabbè, Lukaku è come Balotelli, ragazzi, no. No, volevo fare la chiosa finale con... Tu l'avevi predetto? Arteta la sta perdendo, eh? Io te l'avevo detto che i tifosi dell'Arsenal si dovevano iniziare a cercare un buono psicologo. Arteta la sta perdendo. Il Manchester City ha una partita in meno, si può portare a 70 punti, a pari punti con l'Arsenal. E se arrivano a pari punti il Manchester City è sopra, Ma ritorniamo al discorso di qui sopra, sempre dell'allenatore. Degli allenatori. Tu puoi giocare bene quando vuoi tu, ma se per vincere hai bisogno di determinate cose. Uno su tutto, le palle. Se tu ti inizi a cagare sotto, così come ad oggi l'Arsenal si sta cagando sotto, non te ne esci. Al netto che comunque il City di Guardiola ha tante di quelle alternative che però io non so se tu hai visto la partita, cioè il Manchester City entra in campo, basta, cioè la vinco io, cioè già lo vedi quando il Manchester City perché però? Perché ha un allenatore che nei momenti che contano davvero, ecco la differenza un po'
di Guardiola in Champions e Guardiola in Premier League. Guardiola è più un cavallo da lunga corsa, perché su 38 partite te la vince la partita. Poi invece, per esempio, in Champions, quando ha l'andata e ritorno, fa un po' più di fatica, perché comunque il gioco di Guardiola è sempre quello. Però su 38 partite Guardiola ti dà, mentalmente ti dà altro che Arteta ad oggi non è proprio a livello di poter dare. No, assolutamente. Cioè l'Arsenal ha perso una partita con il Manchester City clamorosa, cioè che Ce la bastava. stanno anche regalando con Donnarumma che ha fatto quella papera su... Sì, però ha fatto No, praticamente, è vero che ha preso 3 pali se non mi sbaglio l'Arsenal, però tu quella partita non la devi perdere, e invece giocando sempre alla sua façon poi rischi di fare questo. Vediamo, stanno altre, se non sbaglio loro stanno alla 33esima pure loro, mancano 5 partite pure a loro. Chissà. Vediamo, può essere che Fernando diventa Nostradamus. Quando stava il Manchester? Stava a 9 punti? Sì. Mamma mia. Vedi, allora era fattibile pure per noi. Ma in questo caso l'Arsenal è il Napoli inglese e il Manchester City è l'inglese. Doveva essere l'inverso. Se l'Arsenal ad oggi avesse avuto Antonio Conte sulla panchina, io non avevo dubbi. Ma l'Arsenal in questo momento ha un Sarri o uno Spalletti sulla panchina, capito quello che ti voglio dire? Mentre il Manchester City ha un Antonio Conte o un Allegri. Sì. Vabbè, vediamo cosa succederà in Premier League. Innanzitutto prendo un commento di prima che mi sono dimenticato di mettere in evidenza. Il campionato italiano quest'anno è noiosissimo, hanno scritto, e andrei a vedere altri campionati. Ragazzi, seguitevi la Premier League perché secondo me il finale della Premier League sarà spettacolare. Io ti rimuovo questa qua, ritornerei così. Anzi, ritornerei così. Bene. No, troppo assai. Io vado a scatti. Mi vedi a scatti? Sì, un po' così. Perfetto. La connessione che ha detto pure lei basta, non ce la faccio più. Direi di chiudere prima di Direi perdere di tutto. chiudere perché andiamo a scatti. Perfetto. Forse è meglio andare a scatti, è meglio di chiudere. Vabbè. Ragazzi, grazie per aver seguito fino a quest'ora e 39 e ci vediamo nei prossimi impegni. E sempre Forza Napoli. No, Fenna. Sempre. Ciao a tutti. Ciao ragazzi.